Ombrelloni chiusi e spiagge tutt'altro che affollate. È questa la fotografia di un giorno infrasettimanale di inizio agosto lungo il litorale iesolano. Penso sia per il fattore money, soldi, meno soldi, troppe tasse e la gente preferisce starsene più a casa. Il litorale veneziano è diventato sempre più un meta di un turismo mordi e fuggi, una sola giornata in spiaggia, magari nel weekend e con, se possibile, il portafogli ben chiuso. Si vede molto più questo tipo di turismo così proprio giornaliero, secondo me. Secondo me sì, questa stagione sia un po' più caro. C'è più gente sul bagnasciuga, però molta meno gente prende gli ombrelloni e i pedalò. La caccia è soprattutto al turista italiano, se infatti la presenza degli stranieri si attesta su percentuali tutto sommato stabili rispetto agli anni precedenti, altrettanto non si può dire dei conterranei. A farne le spese sono ovviamente anche le strutture alberghiere, che un agosto difficile lo avevano previsto, certo, ma non con dati così sconfortanti. Sta andando però peggio di come pensavamo. C'è un calo anche dei pendolari, anche significativo. Cioè c'è molto meno gente anche sabato e domenica che viene giù solo per la giornata. Si punta tutto sull'ultimo colpo di reni estivo, il Ferragosto, e proprio su questo a Jesolo scoppia nel frattempo la nuova rivolta degli albergatori contro il comune. Obiettivo la decisione ratificata qualche giorno fa di tagliare i fuochi di Ferragosto. Riduzione di 10 minuti dello spettacolo pirotecnico per risparmiare 10.000 euro. Basta mortificare il turismo, tuona Massimiliano Schiavon, numero 1 degli albergatori iesolani. Dobbiamo premiare i turisti che scelgono Jesolo, non punirli. Insomma, sono scintille vere tra albergatori ed amministrazione. In questo momento noi siamo in una forte tensione con l'amministrazione comunale, non glielo nascondo. Se fuori dal mio albergo i marciapiedi sono rotti, i lampioni non funzionano, non ci sono le aiuole, quel po' di verde che c'è non è ben tenuto, quella non è una località ridente dove andare a fare una villeggiatura, è un brutto posto dove c'è un bellissimo albergo.